Buonasera, bentrovati, è lunedì 23 settembre, benvenuti a Corner. Questa sera parleremo del primo stop del Catania in campionato, ma non solo di questo. Con me, come sempre, c'è Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera ai nostri ospiti in studio e chi ci sta seguendo da casa. Grazie anche a Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Siamo gemelli diversi, oggi la pensiamo molto diversi oggi. Allo stesso molto modo, diversi, ci siamo esatto. messi la nostra divisa. Permettetemi di salutare e ringraziare anche Ciccio Pannitteri. Buonasera, buonasera a tutti. Che ritroviamo con grande piacere in questo studio. Ciccio ci racconterà, Ci Angelo, racconterà. ci racconterà anche di essere stato compagno di squadra di quello che oggi è l'allenatore del Catania. E quindi ci farà scoprire tante cose. Vado da Giulia, dall'altra parte dello studio. Buonasera Giulia. Ciao Angelo, io oggi nera un po' come il mio umore, però affronteremo questa puntata nel migliore dei modi e ricordo voi amici a casa che se volete interagire con noi potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp. Il numero lo trovate sempre sopra impressione, è sempre quello. Lo stiamo vedendo, 342 7712 855. Vado anche nella saletta VIP dove ci sono i cugini. Ciao ragazzi, noi siamo rimasti ancora in modalità Giuliano. Non vedevamo... c'era poca luce veramente. Esatto, molta poca luce. Molta poca luce. Allora, noi stasera non vedremo molta luce con questo filmato che adesso stiamo per mostrarvi, che poi è la copertina della nostra trasmissione, il racconto della partita nel montaggio di Massimo Ceraulo. Vinci per noi, tifosi innamorati, tifosi sempre uniti. Ale, ale, Catania, calcio Catania, gioca per noi. Vinci per noi. Sempre sicuri della nostra squadra del cuore. Tifiamo Catania tra montagna e mare, con il fuoco che brucia e l'acqua che sale, forza bella Catania, facci sognare. Calcio Catania, gioca per noi, vinci per noi, tifosi innamorati, tifosi saturiti. Ale, ale, Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci per noi. Vinci per noi, tifosi innamorati, tifosi sempre uniti. Ale, ale, Catania, calcio Catania, gioca per noi. Vinci per noi. Vinci per noi. Allora, abbiamo rivisto il film della partita, in realtà abbiamo visto poco perché il campo di Giuliano era poco illuminato. Quanto basta. Ci hanno spiegato però che... omologato. Sì, però ci hanno spiegato che l'impianto è nuovo
è un problema di puntamento dei fari che anziché sul terreno di gioco sono stati praticamente disposti per illuminare la tribuna e per la pista di Atletico. Che meraviglia! Questo, insomma, ce l'hanno raccontato Marco Carli e Angelo Pandolfo, che ieri hanno raccontato la partita attraverso le immagini di Angelo Pandolfo e il commento di Carli durante diretta stampa. Normalmente si fanno i test prima evidentemente l'hanno fatto questa illuminazione, l'hanno testata di giorno e non di notte. Bene, quindi come si fa in maniera intelligente? In Lega Pro succede anche questo. Esatto. In Lega Pro purtroppo succede anche questo. Allora, prima di avviare la nostra discussione, possiamo fare i complimenti alla nostra band. Quello sì. Che capitanata. Massimo, come sempre, ci regala queste cosine particolari, insomma, costruite. In realtà lui il venerdì e il sabato va a suonare con una band in giro per i locali d'Italia e poi ogni tanto scrive queste canzoni e poi ce le fa ascoltare. Allora, un attimo però siamo un po' più seri, perché in avvio di trasmissione vorremmo ricordare due campioni, ognuno chiaramente nel suo mondo. Totò Schillaci, e abbiamo una fotografia, adesso la regia ce la fa vedere perché il nostro Angelo Patanè, giovanissimo, fece un'intervista in esclusiva con Totò. Era il 1991, Schillaci era approdato alla Juventus e mi dispiace che di quella trasmissione, di quella lungo servizio, fu il mio primo servizio da inviato speciale che ho fatto per Telecolor. Già allora questa azienda da allora mi sopporta, mi mandò a Torino insieme a Giovanni Tomarchio, atterraggio d'emergenza, fummo ricevuti da Chiusano e in quella squadra c'erano giocatori che si chiamavano Baggio, si chiamavano ovviamente Conte, ma c'era Totò Schillaci ed era alla vigilia del derby tra Catania e Palermo e lì andai a fare questa mia prima intervista da inviato. E lì ho conosciuto anche l'uomo, perché siamo rimasti oltre un'ora a discutere, a parlare, al netto ovviamente di quelle che poi sono state le interviste, e mi sono accorto dello spessore della persona che non c'è più. Devo ringraziare per questa telefonia, per questa fotografia e per un video che purtroppo non c'è più. Calciocatania.com, i nostri colleghi, amici, muraioli, tale Davide a Milano l'aveva pubblicato, e invece di quel video, di quella lunga intervista, che poi Angelo, anche tu c'eri, perché era quella, ti ricordi quella storica trasmissione dove abbiamo messo in contatto i capi degli ultra del Palermo, c'era Ciccio Famoso, c'era Johnny Giordano, c'era Sesto Terrazzini, successe l'Ambaradan a un altro calcio, raccontavamo un altro calcio. E lì c'era anche Totò Schillaci, che ricordo con grande affetto. Allora adesso uno dei siciliani più famosi nel mondo per quanto riguarda le gesta calcistiche. Ricordato anche dal Real Madrid, fra le altre cose, famoso, in questi diciamo giorni. Che è il più famoso. Il più famoso in assoluto. Allora, abbiamo parlato di Totò e dobbiamo ricordare... Tu ci hai giocato contro, Ciccio? No, tra l'altro quella foto mi ricordo che lui è andato alla Juve, io dovevo prendere il suo posto a Messina. Avevo fatto il capocannoniere l'anno prima, a Siracusa. sì. No, alla stessa lui è stagione. andato alla Juve, io invece dovevo andare a Messina e poi sono andato al Perugia. Insomma, come cambiano poi i destini, gli incroci. Devo andare lì in Serie B e poi il Siracusa mi ha venduto a Perugia. Adesso, come dicevo, ci piace ricordare, perché è giusto farlo, un amico, un professionista, un grande uomo che ci ha regalato anche dei bei momenti a Catania. Cristian Arburio è stato direttore sportivo a fianco di Pietro Lo Monaco e non solo, qui in città in rosso-azzurro. Alessandro, qui sono le immagini dell'ultimo saluto a Cristian. Ma che ti devo dire, Angelo? Io ancora non ci credo, mi sembra incredibile. Ci eravamo sentiti un paio di settimane fa, ti dico soltanto questo. E stamattina, oggi pomeriggio, c'erano tantissimi nomi noti del calcio per l'ultimo saluto a Cristian. Stiamo vedendo Cristiano Lucarelli fra i tanti che hanno partecipato. Sì, infatti hanno partecipato a queste celebrazioni. Un uomo sfortunato, Angelo. Ha avuto meno dal calcio rispetto alla qualità che ha dimostrato negli anni. Ha avuto anche problemi di salute, perché comunque conviveva con problemi di salute da alcuni anni, però non c'era assolutamente il sentore che potesse accadere quello che è accaduto martedì scorso. Bene, allora
Buon viaggio. Buon Cristian. viaggio anche a Cristian. E noi torniamo adesso, difficile però, rientriamo anche nel calcio giocato. La prima osservazione la vorrei fare con Ciccio Pannitteri, perché lui, insomma, Serie C ne hai fatta tanta, hai regalato anche tanti gol, tante soddisfazioni, tante emozioni ai sostenitori del Catania. Ancora ora Ciccio gioca a calcio. Anche a tennis. Ogni tanto. A calcio è più simpatico da vedere, perché il tennis è più statico, ma quando gioca a calcio, io ci ho giocato così una partitella, sì. Devo essere sincero, seppur ancora però o c'è ragazzi, o non c'è? e là c'è. No, però un'osservazione la vorrei fare con Pannitteri. Questa squadra ieri, nella partita di ieri in modo particolare, ha creato tantissimo. Cioè, ha messo nelle condizioni almeno 5-6 volte gli attaccanti di poter realizzare. Sì, stranamente ha peccato dove fino adesso in difesa, insomma, era stata una difesa ottima, una delle migliori, quindi peccato, perché era una partita da non perdere, insomma, almeno da non perdere. Ha sprecato tanto e poi lo sappiamo in Serie C quando non fai gol poi la partita è aperta a tutto e poi succede questo, che prendi gol poi è difficile recuperare. Ciccio, tu sei stato un attaccante e di gol ne hai fatti fin troppi. Ieri I gol non sono mai troppi. fin troppi. Qualche gol. Ieri Inglese, che rimane sicuramente il fiore all'occhiello di questa squadra, che è un giocatore che però è fermo da un anno sostanzialmente, è andato vicino al gol più di una volta. Dico, dobbiamo dare tempo a un attaccante di ritrovare la condizione, la forma e soprattutto anche la cattiveria che lui comunque ha dimostrato di avere, magari aspettandolo ancora un po', mi sembra il minimo che si possa fare. È normale, ha ripreso da poco, è stato tanto tempo fermo, quindi è normale che ha bisogno di giocare, e solo giocando, lo sa benissimo Toscano, che è un allenatore preparato, insomma, solo giocando può prendere la condizione e trovare le giuste misure, il gol, insomma, perché come giocatore, insomma, non si può discutere. Inglese è un giocatore magari di categoria superiore, certo. Però è normale che la C è difficile, bisogna essere supportato da tutta la squadra, quindi però è normale che bisogna aspettare. La verità, Angelo, è se la regia ci può mostrare la classifica. Sì, vediamo la classifica, che è importante. Questa sconfitta brucia, se è guardata in parallelo alla partita col Picerno, perché noi dopo la partita con la Juventus Next Gen, 8 punti, 7 punti, avevamo Picerno in casa e Giuliano. Realisticamente era un ciclo di partite da 4 punti. Certo. Realisticamente, magari pareggiai col Picerno e vinceva Giuliano o viceversa. Se vincevi col Picerno già 10 punti, perfetto. Eri là. Provate a mettere questi 3 punti in più rispetto all'unico punto che il Catania ha fatto tra Picerno e Giuliano e potete considerare gli effetti che avrebbe avuto questo risultato sulla classifica e anche la percezione che si era avuta dopo la partita di Biella è che fosse la stagione del riscatto, la stagione dove il Catania veramente sarebbe stata la protagonista assoluta, non che ora non lo sia più, attenzione, però vorrei leggere questo senso di delusione che si percepisce oggi sulla binata delle due partite. Queste due partite hanno un tratto comune, tu prima lo hai accennato, dopo Biella Toscana ha deciso di dare fiducia al primo minuto titolare a Inglese, no? Inglese ha giocato 2 partite da titolare contro il Picerno e ieri a Giuliano. Dobbiamo chiederci se ovviamente sono delle scelte funzionali a vedere poi gli effetti tra 3-4 partite, quando Inglese avrà raggiunto una condizione vicina al suo standard e quindi diventare un fattore nel proseguo della stagione, oppure se questa scelta magari oggi era da ritenersi un po' affrettata in cambio del fatto che Lunetta stava comunque interpretando quel ruolo con grande abnegazione ma anche con qualità. Quindi un punto di domanda che possiamo così fare a noi stessi ma anche a chi ci segue da casa è se questa scelta
è comunque una scelta giusta perché, come dicevo prima, Inglese ha bisogno di avere minutaggio e quindi di avvicinarsi al suo standard nell'arco di qualche altra settimana, oppure se era il caso di dosare questo tipo di impiego, magari la partita in casa ci può stare che la giochi con Inglese titolare, ma magari ieri torni su Lunetta o torni su D'Andrea se vuoi dare un altro Minutaggio, spartito sì. Ok, ecco, questa è la mia considerazione. Alessandro, La possiamo fare dopo? sì, ho capito, difatti dal dobbiamo andare, C'è un dal obbligo. gesto dobbiamo c'è andare per forza, ci dal dobbiamo gesto c'è fermare. l'obbligo. Ci torniamo. Ci ritroviamo fra pochissimo, leggeremo anche i vostri primi messaggi, restate con noi a Corner. Allora, torniamo e siamo in debito, intanto con voi a casa perché non abbiamo letto ancora neanche un messaggio, allora vado da Giulia subito per sentire l'umore da casa. Sì, e c'è un messaggio un po' nostalgico e scrivono: buonasera, quanto era bella la trasmissione col pubblico, e quindi chiedo a voi, tornerà mai il pubblico qui? E chi lo sa? Potrebbe. Chi lo sa? E chi lo sa? Che era bella. Stiamo con la... È vero, ma sapete che quando facevamo la trasmissione col pubblico c'era sempre la ressa per partecipare alla puntata, alla trasmissione. Anche quelle erano notti magiche, però adesso magari chissà ci attrezzeremo. Chissà, chissà. Poi ci scrivono: buonasera, ma possibile che questi arbitri mediocri non vengono mai multati o sospesi a vita? Ne parliamo Vede più se tardi. vivo per miracolo. Ok. Ne parliamo più tardi, perché penso che tardi. abbiamo un capitoletto. Abbiamo tanta roba da fare dire, vedere, ragazzi. sì. Guardate il video, come entra quel giocatore su Betters, doveva essere immediatamente espulso per gioco pericoloso. Lo facciamo vedere fra pochissimo, Esatto, tutto tra proprio. poco. Francesco 66 scrive: per il Catania oggi sicuramente si parlava d'altro, sempre forza Catania. Marco scrive: difesa distratta, troppi errori come quello di Anastasio, più decisi sulle occasioni da rete, campionato ancora lungo. Niente allarmismi, la sconfitta può insegnare tanto. Marco da Scillichenti. Carmelo 59 invece ricorda anche un suo episodio e ci scrive: buonasera, troppi errori sotto porta, troppa frenesia, scarsa lucidità. Quando giocavo io, mister Bianchetti dedicava un'intera sezione di allenamento al tiro in una porta di 3 metri e se non le inquadravi le grida si sentivano fuori dal cibalino, addirittura, è rimasta proprio impressa. C'era troppo scuro, per questo Inglese non ha indovinato la porta. Ecco, lo scrive Mariano. Buonasera, tempo, dateli tempo. Abbiamo DS tecnico di livello superiore, da Leopardi. Basta, ci fermiamo qui un Basta, attimo e per poi il torniamo momento ci fermiamo fra qui, non ce ne sono molto. tanti. Le riflessioni di Alessandro che guarda No, anche i comunque messaggi. l'ultimo messaggio comunque era da leggere. Non so se L'ultimo ci possiamo messaggio quale? Che quello è che uscito? poi all'uscita Vediamo un po'. era uno successivo che è Ok, stato questo qui. Buonasera. Troppi episodi arbitrari contro il Catania, ma dico io, dato che Grella è entrato a far parte del consiglio amministrativo della Lega Pro, non può farsi sentire? E voi ritenete Questo- che non lo abbia già fatto? Esatto. Lo ha fatto e l'ho fatto Con in veemenza. maniera assolutamente perentoria, chiedendo Ma quando? rispetto. Oggi? Lo aveva già fatto dopo la partita con il Picerno, è tornato nuovamente sull'argomento alla luce della partita di ieri, perché oggettivamente stanno diventando troppe le circostanze che chiamano in causa pessimi arbitraggi nelle partite del Catania. Allora, visto che stiamo parlando proprio di questi arbitraggi, Allora, però, facciamoli però risponda al ragionamento di Alessandro, Sì. che mi pare corretto, perché è una notizia e quindi la apprezziamo. Ovviamente in Lega non hanno ben compreso le parole di Grella, perché se ieri hanno mandato Mastro Domenico, che è stato uno degli arbitri diciamo più, non dico chiacchierati, ma meno in forma in questo momento del campionato, anche perché settimana Ma ti sei scorsa dimenticato Atalanta-Catania andata a playoff altro l'anno che- scorso? altro che. E allora Te la sei al dimenticato? netto Io di- no. Tu no, io però non credo che l'abbiano dimenticato in mi tanti. ricordo come anche dei portali neutri abbiano detto che già la settimana precedente Mastro Domenico, che aveva diretto Crotone Trapani, non era stato brillante nelle scelte, errori di profili tecnici.
senza considerare quello che aveva combinato qualche mese addietro, quando non vide un gol assolutamente regolare, dovette intervenire il quarto uomo, quello, diciamo, la barzelletta del calcio. Però il momento storico dell'arbitro, anche a Varese ne parlarono come un horror show. Se non sei al 100% delle condizioni, probabilmente sulla carta Giuliano Catania è una partita facile. Evidentemente però anche nelle partite facili possono sorgere determinate insidie, e l'insidia ieri parte già ad apertura di partita, perché quello rappresentava il primo step. Ma allora dal quale noi stiamo cominciare. parlando sempre di episodi, facciamo vedere qualcosa, Esatto. perché No, altrimenti sta parlando dell'episodio di Beders. ed E è ti ho il dato- primo episodio che Sapevo. noi andiamo a Assist. vedere, cioè l'infortunio di Beders e che cosa succede. Guarda, questo lo vediamo a campo largo. Poi però- Padula, pallone adesso- in controllo di Beders, Padula non toglie il piede e lo va a colpire in pieno volto. in pieno volo. Questa è espulsione, cioè ragazzi, ma non può, Esatto. cioè non ci può essere nessun altro tipo di provvedimento che l'espulsione, perché questo è un fallo vile, perché il portiere a terra chiaramente Il portiere a terra non col può pallone già in mano, difendersi, cioè il pallone già è questo è suo. che gli dà una randellata allucinante. Questa è espulsione, e il signor Mastro Domenico non se ne cura. Ma l'assistente, Punizione, guarda l'assistente dov'è? neanche il cartellino giallo. Che cosa ha visto Neanche l'assistente? Quindi quando una partita inizia così, tu dai un indirizzo e quindi metti tutte le Guarda. precondizioni affinché la partita ti scappi di mano, perché è ovvio che se tu già su questo episodio non fai la cosa giusta, è normale che... Alessandro, ma poi è una cosa giusta, di tutta evidenza, cioè non è un fallo che un arbitro da quella posizione può non vedere. Angelo, lascia stare l'arbitro che ha responsabilità, ma se tu guardi l'assistente di linea è in linea con quello, guardate dove è l'assistente. Certo, lo Non può non vede, vedere, lo vede non può non benissimo. vedere l'assistente. Scusami Angelo, ma di cosa ti scandalizzi? Lo stesso arbitro Perché con l'arbitro un è altro... lontanissimo da queste immagini, noi l'arbitro posizionato malissimo. cioè non sta seguendo l'azione, quindi non può questo è un vedere. errore, essere mal posizionati è un errore, non è dell'arbitro. un esimente. Ma l'assistente perché c'è? Per allora? aiutare l'arbitro. Mi pare che invece di aiutarlo Primo assistente o prima assistente del signor Mastro Domenico in Juve Stabia Foggia non segnalò che il pallone calciato da 40 metri era Aveva entrato, varcato la linea. no, varcato, era proprio entrato in porta, aveva toccato l'asse di sostegno inferiore ed era riuscito fuori. No, non se ne accorse né Mastro Domenico né il primo assistente. Ora, al netto di errori che possono essere così, camuffati da un'interpretazione più o meno ampia, qui ma è qui un c'è errore. poco da interpretare, Qui non c'è niente da anche perché interpretare. poi il giocatore resta Qui- praticamente a terra qui- ed è costretto a uscire dal campo, qui- ricoverato in ospedale. Resti. È stato dimesso oggi, è rientrato a Catania stasera, sta rientrando a Catania in treno, chiaramente non sarà disponibile per mercoledì, poteva andare peggio, Certo. perché queste situazioni Sì. in passato Hanno ci condone. evocano dei ricordi davvero tragici. brutti ricordi. Anche perché è un brutto fallo, veramente. È assurdo come l'arbitro non se n'è accorto, Sembra neanche veramente molto l'ha strano. ammonito. Vai. Vediamo il prossimo Sì. episodio. Qui siamo al gol del Giuliano, quindi Alterniamo fatti Esatt- arbitrali con fatti esattamente, tecnici. Esattamente. Vediamo il gol. E allora, qui l'ennesima trama che si sviluppa da sinistra a destra, settore su cui ha battuto molto il Giuliano nel primo tempo, lì noi siamo andati in difficoltà, ieri la corsia di sinistra in chiave difensiva non ha funzionato retto. affatto, e poi c'è questo inserimento di Giorgione, vedete Anastasio che lo molla prestissimo dalla marcatura, e Giorgione poi è bravo perché comunque trova una conclusione non semplice, ma Adamonis non so se fosse posizionato nel modo più corretto in questa circostanza, ripetiamo. Lì, Ma si poteva Cioè, fare il di più in portiere fase forse difensiva. deve andare ad accorciare e Anastasio non deve mollare come è fatto adesso Giorgione sull'inserimento, dandogli praticamente l'autostrada. Vorrei sentire Pannitteri perché chiaramente questi gol tu insomma ogni tanto li cercavi, no? Nell'area piccola là proprio. Sì, e secondo me l'errore, al di là il portiere poteva uscire o meno, l'errore è il difensore che non va a chiudere il cross.
Non so che Ah forse sì, anche la partenza è della... andato troppo moscio, quindi lì il difensore la palla non deve passare, se vedi. Poi quando mettono la palla in aria, se trovi un attaccante bravo che ti anticipa, è difficile lì. Lì Sì. deve chiudere e ha fatto crossare, è andato troppo lento. La stessa cosa la vedremo Castellini, anche. Castellini. Non è stata la giornata migliore di Castellini. No. Se accorcia un metro, la palla non passa e non c'è pericolo. Non Però ries- già c'era stata una avvisaglia alcuni minuti prima con Giambè che Vedo sulla sinistra aveva fatto il vuoto, poi ha fallito clamorosamente a tu per tu con Adamonis, ma erano un po' i segnali di una fase difensiva che ieri Non ha era fatto proprio acqua, registrata. purtroppo. E su questo volevo Sì. tornare sul tuo ragionamento. Tu hai parlato correttamente di una impostazione tattica e la volontà di dare minutaggio ad Inglese piuttosto che magari di tornare all'antico che aveva fruttato comunque dei risultati anche sul campo. 7 punti in 3 Oh. partite. È anche vero che una delle cose che abbiamo più apprezzato di questa squadra, Anche e se la qua- prima partita Lunetta non c'era, ha giocato Popovic, però 2 partite e 2 vittorie con Lunetta. Ma al Falso netto nuovo. al netto delle vittorie, Alessandro, quello che abbiamo apprezzato di più di questa squadra nelle prime 4 giornate di campionato, una delle fasi con le quali si vincono i campionati, che è la fase difensiva. Era una squadra assolutamente impermeabile, con Beters diciamo il più delle volte impegnato 1-2 circostanze al massimo per ognuna delle prime 4 partite. Il resto era davvero un bunker, squadra corta. Quella di ieri è una partita che fa storia a sé, perché per la prima volta la fase difensiva del Catania è andata assolutamente in barca. Abbiamo parlato prima di Castellini, non è stata la sua migliore giornata, ma è anche vero che questo ragazzo ha giocato dalla prima all'ultima delle partite, con ruoli diversi, braccetto, ha fatto il stesso, è un giocatore che può cedere per un attimo e al suo fianco, lì davanti, non c'erano quelle schermature che gli avevano fino a quel punto garantito. Non magari- c'era Di Tacchio, non c'era De Rose, Berna dalla panchina, Perdonami, Di c'era Tacchio. Guaini, ma Guaini chiaramente ha caratteristiche diverse. Adesso Di vogliamo Tacchio mettere- non si regala a nessuno. Di Tacchio non si chiaramente. regala a nessuno. De Rose Men che senza mai. Di Tacchio. Guglielmotti, Non si- con non- tutto il rispetto per Raimo, E allora, è un'altra cosa. Di cosa stiamo parlando? Può capitare, però è anche vero che se leggiamo la partita nell'ottica anche di una preparazione per quello che doveva essere l'incontro contro la capolista, che ora non è più, che si giocherà Ora il mercoledì, Benevento. ci può stare, ci può anche stare. Allora, Ovvio. Però sai, anche in una serata Sì. negativa ti fa rabbia che Ah, la rabbia il Catania la forse riprende, la va, la riprende, si riconsegna al 2-1 in modo balordo. C'è un più che probabile rigore su Montalto sul 2-1 su cui Mastro Domenico fa tutto fuorché Fa il intervenire. mastro Lindo, pulisce tutto e buona Se andiamo sotto 3-1 per un'altra dabbenaggine, però fai il 3-2, Castellini sfiora di un centimetro, cioè è sull'1-1 inglese due volte adesso poteva abbiamo ancora portare tanta il roba, Catania in però ci vantaggio. dobbiamo fermare per forza. Sì. Un'altra breve sosta. Ancora? Sì, ancora. E ci fermiamo, poi chiudiamo il discorso Moviola. Abbiamo 4 episodi, se non 5 da vedere ancora, velocemente. E sentiremo anche altri messaggi da casa, sono tantissimi, andremo anche dai cugini per la loro rassegna stampa e poi c'è tanto altro da vedere. Fra pochissimo restate con noi. Riprendiamo da dove praticamente ci siamo fermati, stiamo facendo la Moviola, prima però 4 messaggi, 4 da Giulia. Ok. Simone si chiede, ma nessuno che parla dei palloni scomparsi, ma è normale che in un campionato professionistico accadano queste cose? Nessuno ne parla, Giuliano volete è rispondere? la normalità. Ah, ok, bene. C'era cosa- buio, quindi non si Anche vedevano il giudice bene i palloni. sportivo oggi Ottimo. nel suo comunicato ha inflitto un'ammenda di 600 euro al Giuliano proprio per questa storia dei palloni Ma per capire, Alessandro, comparsi e scomparsi. per capire cos'è la Serie C e cosa sono certi campi, per chi è cresciuto invece negli anni della Serie A, negli anni dei grandi trionfi del Catania, questa è la normalità, Giuliano. I palloni sono scomparsi già allo scadere del primo tempo. Cioè, è una squadra che guadagna Scientificamente. scientificamente tutto ciò che è possibile
anche se hai ancora un tempo da giocare, perché doveva chiudere i primi 45 minuti in vantaggio di 1-0, che gli avrebbe permesso di chiudere la frazione di gara così. E da lì, da 8 minuti prima che finisca il primo tempo, cominciano a sparire i palloni. Normalità. Altri 3 messaggi. Un messaggio per Patanè. Patanè, così abbronzato, sembri in tinta con l'illuminazione di ieri sera a Giuliano. Saluti da... Esatto, sì, corretto, l'ho messa apposta. Ok, buonasera a tutti. Non voglio essere frainteso dai più suscettibili, ma secondo me la fascia di capitano deve averle Sturaro e non Castellini. Spiegateli che deve costantemente dialogare con l'arbitro, cosa che non fa mai. Ma non sono d'accordo, perché comunque Castellini è stato capitano anche l'anno scorso, e c'erano giocatori con molta più esperienza di lui, e ha interpretato il ruolo, secondo me, con assoluta competenza. Andiamo avanti. In 2 settimane siamo passati da primi a quarti ed ora sesti a pari merito con Sorrento e lo stesso Giuliano. Delusione totale. Salvo da Paternò. Poi c'è una domanda. Buonasera, come mai la difesa, il reparto più sicuro fino a ieri, non ha soddisfatto? Ne abbiamo parlato prima. Ok. Ne abbiamo già detto. Non tanto la Non difesa. hanno rispettato le posizioni, soprattutto le preventive, Esatto, non hanno funzionato. è tutta la fase difensiva, ma al netto degli interpreti della linea a 3 difensiva c'era davvero un vuoto lì anche in mezzo al campo. Vero, Guaini è un bravo ragazzo, un giocatore che sta crescendo bene nel Catania, ma abbiamo detto che non si possono fare paragoni. Secondo me è con- più forte come difensore. Assolutamente sì, ma così nasce, e in ogni caso ieri No, tutta nasce la come squadra, centrocampista, esatto, ma si afferma come così difensore. nasce a Catania. Assolutamente. E che lì probabilmente- Torniamo, ci fermiamo Giulia un attimo, torniamo invece alle immagini, così esauriamo il capitolo Moviola. Jimenez a un certo punto è stato fermato ieri dall'arbitro, vediamo che cosa è successo. Era Moviola numero Siamo 3, eccola sull'1-0. qui. Ecco il tiro in inglese, e poi Jimenez. Io ho fatto il fermo immagine e Jimenez è proprio di un'inezia in fuorigioco nel Alessandro, momento in cui inglese calcia. guarda, è lo stesso se assistente. riusciamo a fermare l'immagine quando calcia inglese, potrei notare che il piede di Jimenez è sulla linea dell'area piccola. Guarda, se e il l'assistente ha difensore visto è questo leggermente indietro. fuorigioco e non ha visto il fallo su, Guarda il piede di Jimenez e su guarda il Beders, difensore. mi sembra veramente È un fenomeno è questo fuori gioco assistente. di poco, ma c'è. Vabbè, comunque, l'abbiamo esaurito. Sì. Pannitteri che cosa ci dice? È dubbio. Effettivamente col fermo immagine Sembra quasi sì. sembra sì. Allora, adesso vediamo le 2 occasioni avute da Inglese sull'1-1. 2 colpi di testa in sequenza. In uno manca il replay, quindi non abbiamo potuto diciamo rallentare oltremodo, però vediamo cosa succede. bravo Qui c'è il una gran portiere. parata del portiere Qui è di bravo casa. il Questo è un gran colpo di testa, Alessandro. Assolutamente. Questo Qui invece- qui è un errore non da inglese. no, quello è Assolutamente macroscopico. no. Questo proprio lo faceva bendato, secondo me. Come l'errore di Stoppa nel primo tempo. Esatto. Né più né meno. Però Qua cambia completamente la partita. Cioè, metti che Inglese fa gol come deve fare gol, vai 2-1, gli hai rimontato 2 gol in 10 minuti, la partita è finita. Per me, E qua adesso però un'altra nota dolente, siamo all'errore, perché l'errore è stato di Anastasio. Sì. Vediamo il gol, diciamo, del 2-1 del Giuliano. Anastasio sicuramente sbaglia. E là però, tutti quanti, Però Di Gennaro, insomma, si arrende troppo presto allo Ma solo scatto Di Gennaro? di Giambè. Solo Di Vabbè, Gennaro. Berna pensa che ci va Di Gennaro. Di Gennaro pensa che ci va Berna, non ci va nessuno, però poi qui Di Gennaro deve essere più deciso. E però- Può andare a contrasto, non è neanche una situazione Alessandro, da espulsione, da fallo a ultimo uomo, Però se perché vedi- c'è un altro giocatore del se Catania. vedi la postura però di Gennaro, si aspettava Verna, tant'è vero che poi la finta di corpo di Gennaro rimane sul sinistro, lui invece se lo sposta dal destro. Io dico Però che questo è il momento sì, in cui però lo salta. un istante prima Di Gennaro può andare a chiudere. Ma non c'è responsabilità. Attenzione poi, vediamo di nuovo. No, il portiere qui non può fare nulla. no. Tu dici che non può fare Questo nulla? è imprendibile. Ha trovato, Sul terzo gol, che poi Qualche ci arriviamo, responsabilità. secondo ha me trovato sì. un gran gol. Sì. Ha trovato un gran gol. Allora, Ci sono 2 errori, Anastasio, Di Gennaro. ci poteva arrivare. Anastasio 80%, Sì, Di Di Gennaro Gennaro 20%. Di Gennaro ci poteva arrivare su quella palla, effettivamente se andava prima con un po' di cattiveria la palla era sua. La prendo Vabbè, io. gliela la prendo. concediamo, Di Sì. Gennaro finora Migliore. un baluardo. Quindi. adesso c'è un altro discorso, un altro episodio che farà discutere, che ha fatto discutere. Vediamo
vediamo il Per fallo me è non rigore fischiato tutta la vita. a Montalto. Mamma mia. Questo è rigore tutta la vita. Vediamo adesso perché Qua siamo sul 2-1. abbiamo attenzione. lavorato parecchio. E guarda dov'è l'arbitro. Cioè, Ma non l'arbitro guarda- non guarda però i giocatori. Sì, bravo, perfetto. Guarda, Questo è guarda, si vede l'errore clamoroso Guarda la dell'arbitro, maglia. che no, guardava il pallone. Esatto. Il bravo arbitro, nel momento in cui il pallone Si viene sgancia, no? sganciato, va subito in area per controllare situazioni e fare le Ma si valutazioni vede più il opportune. braccio praticamente tirato, Esatto. no, del giocatore del Catania Montalto. Se non adesso abbiamo cerchiato anche il momento. Cioè, Farò allora, molto- o è rigore o è fallo in attacco. No, Non ha ma- fischiato niente. ma vale a No, te. cioè, nella fallo sua in attacco non Rico, può essere, no, la mia è che una è considerazione una provocazione, provocatoria. Guarda, guarda, questo Cioè, è il non ha momento. fischiato niente, C'è due quindi casi. o è Sì, rigore cosa è o è successo? punizione per il Gli ha tirato difensore. il braccio, gli ha tirato il braccio. Il Sì, no, carosello- Ciccio, era una provocazione, cioè non puoi dire non è successo niente. Qualcosa è L'arbitro successo, un ha contatto detto c'è tutti stato. giù per terra e dai. allora era gioco valido. E allora, Non abbiamo più altro? no. No, abbiamo poi il rigore, quello concesso al Catania. Quello però è solare. voglio dire, Però questo, qua siamo 2-1, qui poteva cambiare Questo ancora la sul partita. Montalto, La palla del 2-2. Mastro Domenico è stato davvero uno degli arbitri più scadenti, ma Guarda, riuscire a fare peggio di Ubaldi o di Grasso era difficile. cioè, la mia non è una considerazione che nasce dal risultato finale o dalla rabbia, perché ieri, proprio durante diretta stadio, eravamo qui, il fallo su Beters ce ne siamo accorti subito, immediatamente. È anche vero che prima o poi con Gagliano e il nostro, con Alessandro, chiameremo il presidente della Lega, anche perché è pazzesco che un campionato professionistico come la Serie C, tra l'altro venduto a caro prezzo giustamente sui network, non possa avvalersi della VAR, che è uno strumento Viene utilizzato solo per i playoff. che però Però ormai- dovete considerare anche le produzioni di queste partite E le produzioni ormai. che vengono fatte con pochi strumenti Sono. diciamo, adeguati. Anche la partita di ieri che noi stiamo vedendo, che abbiamo spulciato, che poi riproporremo stasera alle 22:15 su questa rete su Telecolor con il commento di Marco Carli e l'analisi tecnica di Carlo Breve. Diciamo che molte volte alcune azioni noi non le abbiamo potute montare perché sono sfuggite Sì. all'attenta ripresa, Angelo. Quello che mi chiedo è perché un campionato che fino a qualche anno fa non era venduto, e allora se non vendi il Beh, campionato sta crescendo, Angelo, probabilmente siamo al terzo o quarto anno di ok, produzione e quindi perfetto. cioè, E allora, se io 4 anni fa posso comprendere che noi di Telecolor facevamo questo campionato con 4 telecamere, ma non possono garantire 4 telecamere per 40 campi, per 50 campi, se vendi un prodotto che comunque, se lo vendi, evidentemente ti regala dei profitti e anche una credibilità importante, non possa essere inserito il VAR, che rappresenterebbe un elemento di giustezza di fronte a degli obbrobri arbitrali. Non credo alle persecuzioni, ma poco ci manca, però soprattutto dobbiamo vedi, poi non Angelo, vedi- sbagliano anche gli arbitri che hanno il VAR in Serie A. Col VAR cambia la partita. però, Una partita però- di questa però col cambia, VAR, col VAR, cambia, perché c'è un cambia la rosso partita. al 7° minuto Certo. su Beters, Certo. è cambiata la partita, Angelo, quello rosso tutta la dimmi vita, una cosa. non è che rosso interpretativo, il rigore guardavi altrove, guardavi sopra, ma lì no. L'arbitro di Catania Picerno, secondo te come ha diretto? Ubaldi. Ubaldi Dimmi, bene o male? no, ha diretto in maniera razionale la partita, Razionale. razionale, Nella sua nella follia. sua straordinaria Ha fatto un paio di errori No. decisivi. Ha fatto un paio di razionale errori nell'ottica del Ok. ragionamento che abbiamo fatto finora. Ok, Sono 3 secondo te un arbitri. commissario arbitrale Sono- che deve giudicare l'operato dell'arbitro, presente al Massimino, ha detto Sono- ha fatto bene o ha fatto male? Ha fatto male, Ok. non ci sono dubbi, ma dico nell'ottica. Detto questo, tu il turno successivo, cioè la giornata di campionato successiva, perché? Ma- lo fai arbitrare o lo tieni a No, riposo? lo tieni a riposo. Ok, ieri Ubaldi era a Arbitrato. Benevento, Perfetto. Benevento Foggia. Facciamo Quindi un di che passo stiamo indietro. parlando? Allora, Una partita possiamo- che- Che cosa- partita che il di Catania cosa ha vinto. stiamo parlando? Partita del Catania ha vinto, quindi non parliamo per rabbia, ma Juventus Next Generation, Catania, anche lì
un arbitraggio. Grasso una settimana si è fermato, è tornato ad arbitrare ieri, ma una netto, settimana l'ha saltato. ma al Ubaldi netto, neanche questo. neanche quella. E ora vediamo se Mastro Geppetto arbitrerà Ti dico la però, prossima giornata. la prossima partita, attimo, così chiudiamo con gli arbitri. Chiudiamo La perché prossima- abbiamo un ultimo episodio da vedere, ma velocemente. La prossima è l'arbitra Zanotti di Rimini, Sì. che L'anno scorso Turris Catania 2-1. è al quarto incontro che dirige quest'anno, ha diretto in tutte Diciamo, le varie, in tutti i gironi. in tutti i gironi. L'anno scorso ha diretto 27 incontri, è uno che mediamente piazza Che cosa 4, ci vuoi 5 dire con questi numeri? cartellini gialli, ha arbitrato l'anno scorso una Speriamo partita di bene. playoff. Però non ci dice cosa ci vuole dire. Speriamo Sembra bene, che anche. sia uno degli arbitri emergenti al momento più in forma. Speriamo di non dire diversamente al termine della partita. Quanto Ma la sai meno qual è la più cosa in forma. triste, Angelo? Grasso è un quarto anno, Ubaldi un quarto anno, Mastro Domenico un quarto anno. Non cresce. Significa che in teoria sono gli arbitri più esperti, ma se vediamo il livello c'è da preoccuparsi, perché poi questi magari andranno in Serie B. Ragazzi, Non poi li vedremo arbitrare potremmo in Serie A. stare qui a parlare, penso, per notti e notti. Ci dobbiamo fermare su Comunque questo c'è tema. qualcosa che non funziona a livello di sistema. E noi cioè, siamo qui per se un arbitro sbaglia e può segnalare sbagliare e arriverà. 1, 2 settimane, 3 Stai settimane, fermo. si riposa. Bene, si deve non riposare. puoi Ubaldi mandarlo Fatemi a vedere Benevento l'ultimo dopo episodio. Catania Piceno. Fatemi vedere l'ultimo episodio a Moviola, che è il rigore concesso al Catania, pare che non ci siano dubbi. E poi dopo ci fermeremo ancora. Intanto torniamo, eccolo qui l'episodio. Mi pare che c'è poco da discutere. Questo è il rigore. Toccato da dietro e quindi mentre va in aria. Insomma, su questo non ci sono. Posso dirti una rigore cosa? e ammonizione. Angelo. È più rigore paradossalmente, L'altro? e per me è più sono tutte e due due. rigori Ma paradossalmente. va verso la Ma porta quello- qui. mentre quello l'arbitro non può non vederlo, questo magari tra le gambe può anche non Può vederlo. scappare, può Esatto. scappare. È il rigore e ammonizione. Questo è il rigore. Esatto. No, non l'ha morito. Non l'ha monito, assolutamente. Vorrei vedere un attimo i cugini. Ragazzi, aspettate, stiamo per arrivare da voi. Qua siamo, qua siamo. Non ci muoviamo. Prima però devo andare necessariamente Voglio dire una cosa, da Giulia, restate lì. Scusa, Va c'è bene. una domanda Sì, dopo. al volo. La facciamo Posso? dopo. No, La ok. facciamo dopo. Segnatela. Andiamo da Giulia. Torniamo tra pochissimo, è il tempo di un caffè e torniamo subito da voi. A tra poco. Allora, avevi una risposta, sono in debito con te, Alessandro. Mi chiedeva un telespettatore, i tempi di recupero di Di Tacchio sono stimati in 4 mesi dall'intervento, quindi presumibilmente a gennaio. Catania tant'è che è corso ai ripari perché ha reinserito in lista Celli e tolto Di Tacchio. Bene, grazie. Allora, cugini, ci siete? Abbiamo alzato il volume adesso. Oh, dove te ne vai? Ma dove se ne va? Dove se ne Ero va? andato a spegnere le luci dello stadio perché non è rimasto acceso, ne abbiamo un zoppo luci. Esatto. Volevo chiedere una cosa all'Angelo Patanè. No, perché ti metti un quarto d'ora. No. Perché, no, lui ha detto soltanto che prima o poi chiama il presidente della Lega SRC. Ma scusa, ma chiamaci ora? Perché Ora devi ci- attendere? Guarda, noi i numeri. Non è così semplice, ragazzi, ci sono abbiamo Ma sono le 2500 filtri prima di arrivare. Ma Ha sono le detto 9:30. stampa. Sono sveglio ancora. Scusami, anch'io vedo le considerazioni. La prima, un arbitro che si chiama Mastro Domenico, questo che sei Mastro. E invece Esatto. E invece no. no. Seconda cosa, il guardarini anche sul montato è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Esatto, Non è ovvio. Non cambiato. cambia, neanche sul E portiere. poi voglio capire una cosa, ma Sky, che fa quelle partite che quando si alza uno dalla tribuna non siete più la partita, è normale? Queste sono Ma le questa è la colorazioni. struttura dei campi La di Serie C. colorazione. Per dire che la struttura del campo non è adeguata, diciamo, insomma, neanche la Serie C, per dire. Ma anzi c'era un terreno verde. Sì, Cioè esatto, che tu esatto. Ma quello è hai- per il tempo. Ma quello è perché non si vedeva perché c'era buio. Hai Comunque, alla giovane età, noi ne abbiamo visti tanti che non c'era neanche un filo d'erba. Allora, facciamola questa rassegna stampa, ragazzi. Dai, allora, cominciamo Iniziamo. col chianghiere dello sport. Ma c'era il chroma key allo stadio? Col chianghiere dello sport che intitola Nella notte più buia il Catania s'abbarua. A Giuliano si spegne la luce, il Catania perde la partita, alcuni giocatori ed anche la vista. Sì, alcuni hanno perso qualche grado. Toscano analizza la gara coi campani. Partita strana, non ci abbiamo visto chiaro. Abbiamo sofferto la velocità e la gamba degli attaccanti del Giuliano, ma per il resto abbiamo fatto tutto noi. Vero. Dopo il gol sbagliato da Inglese, anche la squadra ha avuto un blackout. Sì, vabbè, era tutto Quindi si è adeguato allo stadio. oscurità totale. L'allenatore dei campani Bertotto. Non abbiamo fatto vedere la palla al Catania, in tutti i sensi.
Testa 13. Dopo. Aver fatto scomparire il pallone dallo stadio ci ha premiato. Il fatto di far scomparire il pallone ci stava. E testa 13. Nei test fisici post partita, buoni valori per il medico e il massaggiatore che hanno percorso diversi chilometri per garantire il giusto soccorso dopo le ripetute coppa oscuro. Sono quelli che hanno corso di più. Infatti in partita sono stati E c'erano VIP in tribuna. C'erano VIP in tribuna. Sugli spalti di Giuliano sono stati avvistati come ospiti d'eccezione Batman e Dracula, arrivati nell'impianto campano col favore delle tenebre. Ci stava. Nuovi membri nello staff. Per prevenire altri infortuni, il preparatore... Ci sono. Il preparatore atletico Andrea Nocera sarà coadiuvato dal Monsignor Salvatore Genchi. Vediamo se riusciamo. Acqua Santa Benedetta. Vediamo se riusciamo. Miglioria allo stadio. Sì, nell'impianto di Giuliano sarà installato un nuovo tabellone per segnalare il risultato. Le scritte saranno in braille. Ok, così magari sì, sicuramente. Benedetto Mancini is back. Stavolta la squadra destinata inesorabilmente, ineluttabilmente a fallire sarà l'Alternana. Vedi che disgrazia questa cosa. Ci dispiace. Diciamo, non si augura a nessuno. Esatto. un Manco mancino. al peggior nemico si augura. Vabbè, comunque, C'è passiamo ancora un al... taglio di giarre che ha un gol di zospezzo. Esatto, Sì, ancora ce ne le sono damigiane di vino che sono a parte del E vino. che io sappia ci siano ancora assegni sequestrati che non sono ancora Mai tornati, tra l'altro. Sì. Ma tra l'altro sappiamo che in Bulgaria c'è una statua di amianto di Benedetto Mancini. Esattamente. Ma poi è andato Che è il anche, fondatore, è andato il poi caposaldo. da Catania è andato a Giarre, insomma ha girato un po'. Esatto. Continuiamo, Antonio. Continuiamo con il resto del librino, parliamo di cose meno tragiche. Che intitola Chioscuro di Giuliano non può fare in tutti i sensi anche in questo caso. A Giuliano non ha visto un'Iura, anzi ne ha visto proprio. Esatto. Nel buio dello stadio campano il Catania perde la prima partita 3-2 ammuccandosi la valle e subendo gol besti, 2 dei quali scaturiti da regali Camango a Natali. Purtroppo sì. L'avevano riaperta prima Venna e poi Montatto, ma Inglese e compagnia decidono di addiventare ovvi canari e non segnare mango a 2 metri. Peccato. Dove finiscono i palloni? Dove finiscono i palloni? Secondo la stima della stampa locale, ogni partita circa 20 palloni vengono calciati fuori dal campo, buttati direttamente fuori dallo stadio e rivenduti al mercato nero di Forcella. Che belle notizie. Che bella notizia, vedi, si A fanno i più di soldi. 600 euro della multa. Esatto, più di 600 euro. Hanno fatto molto di più. Esatto. In edicola con il resto del librino. Come ogni settimana il regalo degli occhiali con visore notturno per poter seguire la prossima trasferta a Giuliano. Chiudiamo con una classica, classicissima chiosa del difensore Brittera. Come potta chiunare una prima sconfitta del genere. Guarda, direttore Pittera è il mio preferito, ma oggi mi aspettavo come potti scurare. E purtroppo non si poteva perché si aghionna. Esatto. Però poi ti dico, in separata sede leggi sempre il commento che è bello del direttore. Vabbè, visto è che il mio siamo preferito. diventati internazionali con il Rosso Ormai. Pelligra, esatto, ma non solo in Anglofoni. con gli anglofoni, ma anche con i francofoni. Esatto, ok. Abbiamo Les Figaro. Les Figaro, Che è stata intitola? francese, che intitola Liberté, égalité, oscurité. Esatto. Ci sono poi dei piccoli articoli in basso, piccolini. Molti belli. Cop dans les noirs, l'enfant de les trois séries. Cioè Coppa Oscuro, l'inferno della serie C. L'altro a destra? Les Catani fait les actions, les Julienais fait les popetons. Purtroppo così è accaduto. Questo è Finiamo invece con comprensibile. l'articolo Sul mitico Angleterre, il était amoureux Langue e Patangue. Langue e Patang, siamo in Catanglaterra. Langue e Patangue. Purtroppo sì. Così, Langue e Patangue. Esatto. E c'è la mitica, Antonio, ora. La mitica Sì, top adesso 5. abbiamo la top 5 con le 5 Commenti più lisciusi, diciamo. in rete. Cominciamo con la quinta posizione, Davide. Dalla pagina di Catania FC al pareggio di Verna scrive Roberto D'Antone: oggi la partita è in salita, la famosa salita di San Giuliano. Esatto. Meno male che a classica. Catania non manca mai. La più classica. Al quarto posto, sempre dalla pagina del Catania FC, abbiamo il report medico che, diciamo, dopo l'infortunio di Didacchio con la Next Gen, e Gianluca Sicari giustamente commenta Get well soon. Come parla il Susaro? Dai, ci dobbiamo internazionalizzare. Al terzo, stanno migliorando, visto? esatto. Al terzo posto, sempre dalla pagina Catania FC, durante la conferenza pre-gara dell'allenatore toscano, Mark Vampa, Che c'è il nome. esatto, ci dice: a Giuliano per vincere, mister. Gli risponde Paolino Lo Giù dicendo: meno male che glielo stai dicendo tu, perché lui a Giuliano vuole andarci per perdere. Giustamente. E poi purtroppo. Poi purtroppo ci hanno zettato. Esatto, è finita così. Al secondo posto, sempre dalla pagina Catania FC,
Questa è la foto del pre-partita. Esatto. E il Moira e Carmelo Cavallaro scrivono: la faccia di Raimo è anche la nostra dopo la partita. Abbiamo fatto un ingrandimento. Abbiamo sommato che la si faccia sia di... appena svegliato da una notte brava. Questa faccia di Raimo è anche la nostra. Ma al primo posto, Antonio. al primissimo E posto. secondo me è imbattibile questo primissimo commento. È dal sito Catanista Redazione, dalla pagina scusate Catanista Redazione, è diciamo quello che era la formazione, Le probabili formazioni. Lunetta in vantaggio su Carpene Stop e inglese. Commenta Nicolas Messina: dalla foto Lunetta più che in vantaggio si trova in svantaggio. Ma molto in fantastico. In questo caso non ha giocato nemmeno. Infatti, Ragazzi, Noi auguriamo una pronta guarigione a Lunetta. Anche perché ha usato tanto ghiaccio. state tranquilli adesso, va bene? State sereni. Queste cose si possono fare solo a Catania, cioè la gente che ha questa intelligenza pronta nel cogliere l'attimo La famosa fuggente. liscia, È la liscia che... Allora, a proposito di cose catanesi, Sì. abbiamo una clip con i tifosi del Catania a Giuliano, fatto proprio dal settore ospiti, e chiedo a Gaetano Marano di farci così vedere che cosa succedeva ieri durante Ringrazio sempre l'amico Santo. Sì, vedete. che è il pusher di Alessandro. No, è il fornitore praticamente di questi immagini. filmati. Esatto. Che, vedete com'è che insomma ci sia grande entusiasmo, ci sia calore, ci sia voglia. 500 tifosi. 500, c'erano una cinquantina, sono arrivati da Napoli, tifosi per, del Napoli. Sì. Esattamente, per sostenere e supportare i tifosi del Catania. Quindi vogliamo rendere omaggio a chi si è sobbarcato tanta strada, tanti chilometri per seguire la squadra. Peccato poi per il risultato. Un paio di messaggi, poi ci fermiamo e poi andiamo a vedere un po' di schermate, abbiamo a vedere le pagelle, il migliore, il prossimo avversario, calendario, abbiamo tanto da... Tanta roba. A mezzanotte ancora. finiamo. No, 10 e un quarto siamo già fuori, C'è 22 e tanto. 15. Ce la Allora, faremo. Giulia, da te. Vado. Buonasera, la sconfitta ci deve far capire che gli avversari contro di noi faranno la partita della vita, quindi dobbiamo imparare a sbagliare quanto meno possibile. Onestamente non si può rimproverare nulla, pareggio sarebbe stato giusto, il loro portiere ha fatto la differenza e comunque un po' di sfortuna. Il nostro no. Il nostro no. Sono d'accordo. Buonasera allo staff di Telecolor, perché gli arbitri non vengono penalizzati quando sbagliano? Ce lo siamo chiesti Ce lo fino siamo a qualche chiesti, minuto fa. esatto. Dovremmo chiederlo a Ciampi, il Esatto. designatore. Partita strana e molto molto sfortunata. Torniamo alla prima giornata compatti, vicini, ma soprattutto non diamo per scontato nulla. Benvenuti nel girone C. E ancora, dispiace dirlo, ma la difesa ieri ha fatto malissimo. In primis Castellini, Quaini e Anastasio. Sull'ultimo gol Quaini è spompato, non alza nemmeno la gamba per impedire il tiro dell'attaccante. Pazzesco. Peppe 71. Erano troppo molli, qualcuno ha giocato in modo svogliato tra cui Castellini, ma è anche vero che nonostante questo il Catania ha creato 10 palle gol e ne ha segnate 2 e il Giuliano 5 palle gol e ne ha fatti 3. C'è tanta imprecisione mista a tanta sfortuna. Però Svogliato no. Svogliato no. Ha sbagliato, ma non è svogliato. Castellini non mi sembra un giocatore svogliato che Assolutamente. tiri Però- indietro la gamba. però Alessandro- Capita, giornate negative capitano a tutti. Ci dobbiamo fermare, Angelo. L'aspetto importante Sì. è Un attimo, 10 Giulia. azioni Sì, sì. a rete. Sì. Ricordiamoci L'anno scorso il passato- forse in tutte le trasferte Esatto. del giro di ritorno non le abbiamo tutte insieme cumulate. E no? allora, dai. Allora, riflettiamo fermo. su questo? Certo. Ci fermiamo e dopo le pagelle. Ripartiamo da lì. E come promesso ripartiamo adesso dalle pagelle e soprattutto ripartiamo dal migliore, perché da lì cominciamo. Giulia. E il migliore di questa partita, l'ultima partita, è proprio lui, Stefano Sturaro, con voto 6,5. Regge come un pilastro nonostante un primo tempo in cui Quaini lo collabora poco e fasi del match in cui la squadra si allunga scriteriatamente aprendo praterie alle avanzate nemiche. Con l'ingresso di Verna sembra sdoppiarsi, lo vedi recuperare palla fino alla propria area e pochi secondi dopo arrembante nella metacampo avversaria per proporre l'assist o andare personalmente alla conclusione. L'acquisto di peso più inatteso.
Invece vediamo anche le pagelle per quanto riguarda il campetto e partiamo da lui, dall'allenatore con 6 per Toscano. Passiamo poi da Adamonis con voto 5 anche per Ierardi, 6,5 per Berna che lo sostituisce, 5,5 di Gennaro, 5,5 anche per Castellini, 5,5 Raimo, 6,5 Sturaro, 5,5 Quaini, 5 per Anastasio. 5 per Luperini, Imenez 5,5 che prende il suo posto, Stoppa 6, Montalto 6,5 che lo sostituisce. Stoppa 5, giusto? Scusate. Sì. Montalto 6,5 che prende il suo posto, Inglese 5, D'Andrea 5,5 che lo sostituisce. Padanè, hai qualcosa da dire su questi voti? Che Sturaro sia il migliore in campo, non ci sono dubbi, ha dovuto fare il lavoro di 2 giocatori, non di 1. E proprio per questo motivo, con tutto l'incoraggiamento che possiamo dare a Quaini, quel mezzo punto a Quaini glielo aggiungo a Sturaro. La conclusione in diagonale che ha sfiorato il gol è stata pregevole. Quella di Quaini. Troppo poco sì, per compensare le defaillanze. Torno a dire, non è un ruolo che gli appartiene, ed è la terza scelta d'emergenza in quel ruolo. Quindi l'incoraggiamento ci sta. Io penso che mercoledì giochi Berna dal primo. Assolutamente, gliel'abbiamo già pronosticato durante le interviste del fine partita. Poi ci andiamo sulla formazione perché abbiamo delle notizie. Ciccio sui voti perché insomma. Il risalto la difesa con tutti i voti bassi. Insufficienza, questo sì. Questo si può dire, questo lo possiamo. Ma anche la linea di metà campo, attenzione, non è che abbia fatto. Tranne Sturaro che effettivamente è stato il migliore in campo poi. Cioè, Toscano merita la sufficienza perché comunque la squadra ha prodotto, poi sugli errori individuali ci può fare poco. Allora, noi a volte ci facciamo condizionare ovviamente un po' anche dal risultato, proviamo ad analizzare la partita, però nell'ottica di quello che la squadra è riuscita a mettere in campo e nell'ottica del fatto che Toscano ieri ha giocato con la difesa titolare, se riguardiamo per un attimo quella che era l'impostazione della partita di Gennaro, Gennaro Castellini e la difesa che ci ha garantito l'impermeabilità fino alla settimana scorsa, tutto sommato. E allora cosa gli devi rimproverare? Di avere prodotto 10 azioni da gol, aver sbagliato tanto, ma il tradimento emozionale, non dico invece mentale, perché la squadra comunque continua a giocare con grande concentrazione, ma se vogliamo dirlo anche probabilmente di stanchezza la fa quella linea difensiva e quel centrocampo dove sei in totale emergenza. Quindi Toscano il 6, ma è un 6 pieno, non è un 6. No. Non è un 6. È un 6 verso il 6,5. Esatto, cioè allora adesso rivediamo le pagelle, ma da un altro punto di vista. Vediamo le pagelle dei poi ci facciamo raccontare da Ciccio Parnitteri com'era Toscano da compagno di squadra. Ecco, fra un poco. Intanto andiamo dai cugini perché ci sono le contropagelle da vedere. Adesso sì, lanciamo. Gioia della nostra città. Adamonis 5,5. A un certo punto ha domato, c'era il cellulare più vero l'occhio a cosa? A tipo un gol acchiappato. Di Gennaro 5. Io che c'era scuro. Chi di che erano scuri magari. Io acchiappammo due puppette senza manco sapere come. Saimi 5. Vedi di Gennaro. Anastasio 5. Se ci sfomma da vagga a San Bonzon, non giro da 2 minuti. Palla pessa, partita pessa, 5 punti pessi. Raimo senza voto. Per lui solo pochi minuti. O almeno a così mi passi. Sturaro 7. Fa un mediano, un playmaker, l'ingustoro, un raccattapalle e con datigna magari un riflettore a un faretto illuminante in zona un cerchio scuro. Faro. Venna 6,5. Mette ordine da una partita, non c'è più confusione con l'ottava Sandaita. Abbia un gol con un coppo di biliardo che manco Vegas. Mecciono menzugli frutta. Glisi, qua c'è mezzo. La porta è quella cosa che sta a mezzo a 2 pali e tutta a ciavessa. Si trova alla fine del campo, o cencio dell'area di rigore. Giambalo e Naucio, c'è una linea. Si signa quando la palla passa a sta linea. Understand? Stoppa, qua c'è mezzo. Vedi inglesi.
Ondatto 6,5. Su tutta visto una sua precisione, la sua potenza e il suo coppa oscuro, sta partita vinciamo 8-C. Toscano 6,5. A prescindere, perché su un settavo ma porta anziché avere lo stesso senso del gol di Belek, sta partita vincevamo. Comandante. 6,5 come dicevamo poc'anzi. Abbiamo una domanda di domandone. Ci scrive Viola dall'Angola, originaria di Fiorenzuola, ma residente in Viale Castagnola, e chiede al bomber Ciccio Pannitteri. Mitico. Lei nella sua carriera ha fatto caterve di gol. Più che Ci caterve, un catafottino. Un catofottino. Ci può spiegare nel dettaglio, tecnicamente, come inglese si può muccare un gol di quello? Quale gol? Perché Quello di testa. Uno dei 300, poi c'è quello che va sopra la traversa. Come fa? perché lui doveva tirare dritto per dritto dal primo palo, invece la voleva girare e ha sbagliato. Quindi è stata Non la l'ha girata. spizzicata, non l'ha spizzicata. Posso dire una cosa? Ieri durante diretta stadio scrive un messaggio Tania da Catania, ho detto sono quei bastardi dei cugini. dobbiamo censurare, va bene, invece quei va bene. vigliacchi dei cugini. E invece no, era veramente Tania da Catania. Ho detto la prossima è Pina la Messina. Basta, stop. Adesso permettetemi una osservazione la facciamo con Ciccio Pannitteri a proposito di Toscano, perché Sì. prima Alessandro chiedeva insomma di conoscere meglio Toscano come giocatore, no? Eh sì, perché erano compagni di squadra. Dove e com'era Toscano da calciatore? Sì, abbiamo Ciccio? giocato assieme nel lontano 91, quindi già è passato un po' di tempo. C'era Pasquale Marino del Giudice, insomma. Bella formazione, In quale squadra? Mimmo, Potenza e C1, al Potenza e C1. Mimmo E chi era l'allenatore? Lombardo, Paolo Lombardo. Paolo Lombardo. Mimmo era più giovane di noi, quindi era sempre con noi. Come ragazzo era eccezionale, insomma, un bravo ragazzo, un po' testone calabrese, un po' testone però è eccezionale. Come giocatore molto bravo, veloce, giocava sulla fascia, quindi diciamo che Ti ha fatto qualche assist? qualcuno sì. Sì. Era troppo veloce, arrivava sul fondo, insomma, sapeva giocare abbastanza bene. Con sulla Pannitteri fascia. basta mettere la palla in aria e poi qualcosa succede. Capisco perché sia un po' così, perché uno che è cresciuto calcisticamente. Ma gli pronosticavi, scusa Angelo, la carriera da allenatore? Ma onestamente no, però devo dire che ha fatto, fino adesso sta facendo abbastanza bene, ha fatto bene, sta facendo benissimo, quindi non pensavo, però devo dire, gli devo fare anche i complimenti perché è diventato uno dei migliori allenatori della Serie C. E poi dico, cresciuto con Pasquale Marino e Ciccio Pannitteri. Una bella scuola. Mi pare che la scuola sia stata quella superiore, un master praticamente della Serie C. Allora, prima dei messaggi, che vedremo fra non molto, vediamo qual è la situazione nel campionato di Serie C, il girone meridionale, dopo 5 turni. In questo servizio che Francesco Triolo ha preparato tutto, e che guarda soprattutto la vetta della classifica. Vediamo il nostro 3-2-1. Un campionato che si sta rivelando quanto più equilibrato non si potesse immaginare, tanto che uno come Gaetano Uteri, allenatore del Benevento capolista, invita a non guardare la classifica, eppure la sua squadra contro il Foggia ha giocato la partita perfetta. 4-0, la doppietta di Manconi, tante occasioni costruite, una rosa lunga che ha mostrato come il tecnico di Floridia ha diverse soluzioni a sua disposizione, tutte di qualità, da Viviani all'Anita a Starita, insomma c'ha di che sorridere. Giovedì la trasferta a Monopoli potrebbe far comprendere di che pasta è fatto il Benevento. Dalle sue spalle resiste il Picerne, lo fa con una clamorosa cinquina al Crotone, l'ex Long, una vittoria larghissima per i rossoblu lucani trascinati da Energia, autore di una grande prestazione, con la prima doppietta tra i professionisti, ma soprattutto un Picerno che sta a lottare su ogni pallone, che ragiona sa dosare i ritmi e gestire match ed avversario, una crescita da grande piazza. Ed a proposito, giovedì confronto con la Juve Next Gen. Monopoli quindi, ma anche Cerignola e Potenza. I piani alti sono occupati da chi non era stato invitato ad inizio campionato. Le vittorie esterne di Monopoli e Potenza con i lucani che hanno battuto a domicilio il Cerignola confermano come il torneo sia più equilibrato che mai e come ogni settimana occorra pensare alla prossima gara senza guardare troppo in avanti. Tutte e tre hanno match complicati sulla carta.
Detto del Monopoli col Benevento, sappiamo di Catania Cerignola. Il Potenza ospiterà il Trapani, un turno infrasettimanale di grande impatto. Allora, abbiamo visto la sintesi, il racconto di quello che è successo. Abbiamo 30 secondi per un paio di messaggi soltanto. Giulia, e poi torniamo, facciamo la pausa. Vado. Acatino ci scrive: una squadra che crea 11 palle gol non è poca cosa, anzi sono sempre più convinto che il Catania di Toscano sarà protagonista di questa C. Ancora, buonasera, bisogna essere obiettivi, Toscana ha sbagliato le ultime 2 partite, sta bruciando Carpani, non capisco come possa giocare Inglese e Luperini tenendo fuori Montalto. Ma su Carpani sinceramente non sono d'accordo, perché comunque dopo la partita più che buona in caso del Benevento non è stato brillante nelle successive uscite, quindi secondo me ci può stare che lo abbia messo in panchina per un paio di turni. Probabilmente sì, quello sì. Quello anche perché è un giocatore, ma anche lì entriamo nell'ottica di una conoscenza che non abbiamo approfondita. Sappiamo che Toscano vuole una garanzia di almeno mezzo tempo combattuto ad alti livelli prima di schierarti in campo per 5-10 minuti. E prima di fare fuori Luperini, l'altra considerazione che faceva il nostro telespettatore, deve avere l'altra batteria di trequartisti a un livello di condizione ottimale, cosa che non c'è stata, perché Jimenez è appena rientrato, D'Andrea idem, stoppa, ieri ha fatto la prima partita da titolare, quindi prima di dire Luperini un attimo rifiata, bisogna che ci siano le alternative a livello giusto. Un ultimo messaggio. Ok. Una sconfitta, non ne facciamo una tragedia, siamo ancora ad inizio campionato, visto il numero di reti subiti in un'unica partita, difesa irriconoscibile e preferisco come portiere titolare Betters. Bene, questo è il punto di vista di questo telespettatore. Che sicuramente o quasi sicuramente non giocherà. No, abbiamo già detto, non giocherà certamente. Categoricamente. Ci fermiamo fra poco, l'ultimo segmento di Corner con qualche anche indicazione sulla formazione? Possibili novità per mercoledì. Benissimo, a fra pochissimo. Ripartiamo da dove di fatto ci siamo fermati, cioè dai messaggi, andiamo da Giulia. Continuo. Buonasera, Massimino diceva o Butteri o centrattacco. Ora li abbiamo, siamo con un piede in B e l'altro pure. Beh, Nicola Bonatro TV una B. Ma il portiere lo dobbiamo ritrovare, perché ieri ne abbiamo perso uno. Sarà un caso, ma da quando è fuori di Dacchio questa squadra ha perso la grinta a centrocampo. Ha perso la grinta, ha perso sicuramente un giocatore che ha perso la diga, ha perso la diga. Ha una qualità non indifferente, è difficile da sostituire, sì, c'è il sostituto di Dacchio, ma è anche vero che il sostituto di Dacchio non è il titolare e anche il sostituto si è infortunato e quindi siamo alla terza sostituzione nella lista dei preferiti in quella posizione. Ancora Pippo da Mascalucia invece scrive: il mister deve lavorare sulla velocità, in tutte le squadre ci sono dei pelei che corrono come leopardi, con il Giuliano ne abbiamo visto la prova. E ancora buonasera Jimenez, che è un ragazzo che corre, salta l'uomo, dovrebbe essere un ragazzo veloce, anche in questo caso ricordiamoci da dove siamo partiti un mese fa, quando la preparazione non fu uniforme per tutti e ci sono giocatori che ancora devono raggiungere la condizione. Carlo CT46 invece scrive: buonasera, la sconfitta di ieri sarà di monito alla squadra e a tutto lo staff. Da qui ripartiremo per vincere il girone, forza mercoledì vinceremo. Questa invece è una domanda per te, una curiosità. Buonasera a tutti, Forza Catania sempre, ma Patanè l'ambiti si fa di notti o Ionnu? Troppo abbronzato? Non lo so, si chiedono. Sono ancora con i riflettori, mi sono fatto puntare i riflettori ieri di Giuliano, per questo ieri scuro. Andrea invece si chiede: buonasera a tutti, è semplicemente un caso che dopo l'uscita di Betters abbiamo preso 3 gol? Beh, non è facile entrare a freddo, dobbiamo essere anche analitici sulla prestazione di Adamonis. Non è facile. Nella partita dove la linea difensiva non ti funziona. Non ha funzionato, quindi attenuante. Salvo da Catania invece si chiede: buonasera allo studio, buonasera a te, ma perché non ha giocato Lunetta? Lo diremo tra poco. Ok, quindi non sveliamo niente. Il Cerignola verrà per vincere. Buonasera, ma volevo chiedere... E noi saremo per perdere. Tutti andiamo per vincere.
Solo fortuna del Giuliano, che ha assestato 3 tiri nello specchio e 3 gol contro le 11 azioni pericolose del Catania, che ne ha... non è solo fortuna. Dobbiamo dire anche vero che insomma il Giuliano ha messo in difficoltà il Catania, in più di una circostanza si è presentato davanti al portiere. È stato bravo Bertotto. E quindi diciamo... Ma posso farvi una domanda? Ma è normale che a 5 minuti alla fine della partita No, il l'ho portiere, capito, no. il portiere Ma ne vada- abbiamo parlato ieri, Angelo, durante ma diretta oggi no, stadio. sembra che Cioè, la al gente- 91esimo questa è- sul recupero di 5 e minuti non oggi- puoi andare al calcio d'angolo. Non si è E oggi le inteso con cose- la panchina, no, ma- o altrimenti mi è sembrato un gesto un po' scriteriato. E da ecco, oggi, avventato, oggi le diciamo cose- così. Oggi le cose. L'ultimo messaggio da leggere e poi... Questo è un po' scaramantico. Ho capito che il Catania gioca bene quando è presente in campo il presidente. Sarà vero? Non sarà vero? Non lo sappia, statisticamente non lo so. Statisticamente Non è sempre così. Non è sempre stato Non è così. sempre stato così. Adesso torniamo a vedere un po' di cose Calendario. con le grafiche. Partiamo dal calendario, vediamo il calendario. Sono stati stabiliti gli orari anche delle partite da Casertana Catania in poi. Cioè arriviamo praticamente fino all'anno Sì. prossimo, diciamo così. Il Catania giocherà in casa mercoledì 25 settembre, ore 20:45 con l'Audace Cerignola. Domenica 29 settembre Catania Monopoli, ore 20:45. Domenica 6 ottobre, ore 15 Casertana Catania. Sabato 12 ottobre Catania Team Altamura, ore 17:30. E domenica 20 ottobre, ore 15 Foggia Catania. Giulia, Sì? c'è un messaggio per Ciccio Pannitteri Chilometrico, ma che merita assolutamente la sua attenzione. perché chi ce ne ama- sono tanti. chi ama il Sì, calcio, sì, ma ce n'è uno, c'era Gianni Ok, May, lo Gianni devo May, famosissimo Gianni May. Quello Che numero? tra gli scienziati del Appena calcio. lo trovi, Appena lo trovo ci certamente dici. lo ci leggo interrompi subito. e lo passato dico. tanto tempo. Vabbè, ma la Però- sintesi dai, la possiamo anche Però dire. c'è- insomma. No, però la domanda era sfiziosa, quindi Appena lo trovi. Lo cerco. Sì, Adesso lo vai. cerco. Adesso vediamo il calendario, guardiamo il calendario. vediamo il campetto, così facciamo le ipotesi di formazione e poi Sì. ci tuffiamo sul Cerignola. Sì. Se la regia ci fa vedere il campetto delle pagelle, possiamo abbiamo 5 abbozzare minuti alla fine della quello partita. che Abbiamo finito, no la partita, trasmissione. La nostra partita, la dico. nostra partita. potrebbe essere lo schieramento di mercoledì. Come potrebbe giocare? Allora, Adamonis sicuramente confermato perché Beters non rientrerà. Dietro non credo che cambierà qualcosa. A centrocampo ci si è chiesto perché ieri non hanno giocato, non hanno messo piede in campo né Guglielmotti né Lunetta. Allora, Guglielmotti aveva qualche problema, quindi è stato tenuto a riposo precauzionalmente. Difficile che giochi mercoledì dal primo minuto. Piuttosto, Che è una grave perdita quella. sì, Sì? piuttosto è possibile che giochi Lunetta al posto di Anastasio, per il dispendio chiaramente di energie che ha sofferto Anastasio ieri, e per avere un giocatore fresco, visto che Lunetta non ha messo piedi in campo ieri, avere un bel cursore a tutta fascia a sinistra. A Che l'idea centrocampo originaria era anche quella di Guglielmotti, cioè mettere certo, i due freschi assolutamente sì. e tenere i due freschi. A centrocampo penso che giocheranno Verna e Sturaro, e in chiave trequartisti potrebbe essere coinvolto dal primo minuto Jimenez e scegliere uno tra Luperini e Stoppa per completare la batteria dei trequartisti. In attacco potrebbe anche esserci una chance dal primo minuto per Montalto e Dal poi primo. magari fare Staffetta staffetta con con Inglese. Staffetta al contrario, quindi. Sì. Io penso che giochi inglese invece perché nell'ottica della continuità con Ho maggiore detto ci spazio. potrebbe essere, Con come maggiore- potrebbe con partire maggiore Inglese e spazio. poi avere più minuti Montalto dopo. E se magari O giocare con le due punte a un Esatto. certo punto della gara. Se Un dovesse trequartista e 2 punti. se dovesse sorprenderci dal primo minuto, per esempio, Dal primo minuto no, perché il Cerignola comunque è una squadra che vive di ripartenze, quindi è bene secondo me giocare una partita equilibrata e poi magari se è necessario forzare è proprio per in questo certi motivo. frangenti. E se mettesse un suggeritore più centrocampista che suggeritore e i due davanti potrebbe Cioè, essere Luperini e due esatto, punte. e due punte. Potrebbe essere anche Vorrei sentire Vannitteri su Un questo. 3-4-1-2. esatto. Sì, non sarebbe male, 2 punte, insomma, Se in casa e in hai- casa hai- devi vincere, quindi potrebbe essere, anche se non sappiamo
non sappiamo la condizione, che condizione non d'alto, quindi... Beh, ieri ha fatto 25 minuti Bene. belli, intensi. Duri. Sì, è sembrato pronto. Ecco. Sei pronto. Certo, non hai 90 Potrebbe- minuti, però secondo me un minutaggio maggiore di 25. Ma ipotizzare un può essere- Montalto d'Andrea insieme? Anche d'Andrea potrebbe essere. Dico, le ipotesi sono tante. Io così ho valutato alcune così, informazioni, Chance, ipotesi che potrebbero essere queste le scelte per mercoledì. Poi sai, Toscano è criptico in questo, i giocatori sanno la formazione praticamente No, la sanno nello all'ultimo spogliatoio. nello Sì. spogliatoio, all'ultimo istante. Non Nessuno- abbiamo ancora parlato del Cerignola, però prima Sì. forse C'è il abbiamo, messaggio? abbiamo il messaggio, così può rispondere. Abbiamo il messaggio. Vai Ciccio. Pannitteri, mi toglie una curiosità, ma Gianni May, chi ci può stare a testa quando non ti ha fatto giocare la partita di playoff con la Turris? Io una spiegazione me la sono data, quando a fine partita disse il pareggio è il miglior risultato. Ad Avellino giocheremo per un solo risultato, la vittoria, con le No, faccine che disse il piangono. miglior risultato. Ma questo è ancora più grave. Meglio lo 0-0 Meglio, della meglio vittoria 0-0. 1-0. E questa rimarrà storica, questa. Ma perché non hai giocato Ma quella partita? sinceramente non lo so neanche io. Sinceramente, Sono passati sono tantissimi passati anni, però. tanti anni. Ma tu la notte ogni tanto ti svegli. C'è un rammarico perché ci tenevo, insomma, era la partita più importante di tutto il campionato. È ovvio. Playoff in casa, quindi l'unica spiegazione è che l'ultima partita in casa, mi ricordo col Bisceglie che avevo segnato, avevo subito Un problema alla un spalla, problema sì. alla spalla, Sì, sì. ma ce la facevi. Però sì, mi ero curato, insomma, ho avuto qualche problemino, però ero in Gianni Messa al condizione- calcio importante come i Giallisti stanno a Sanremo, ma quindi però Però non attenzione, so. già lì su Sanremo l'hanno vinto. lui ha vinto a Catania, già il fatto stesso di essere arrivato a Catania rammarico, è stata la vittoria del Grande secolo. rammarico. grande rammarico. Beh, io ero purtroppo, guarda, purtroppo. c'ero io No, in quel e momento poi- con quell'intervista. E poi mi ha costato Come no? C'ero io. mi ha costato la riconferma l'anno dopo, perché poi io, insomma, Ci fu un po' ci di fu un po', sì, È scantonato. Esatto, sono rimasto male, quindi però ci siamo rimasti male tu. Vediamo il Cerignola, Alessandro, così chiudiamo perché abbiamo meno di un minuto, dai. Sì. Allora, Giulia ci dice cosa ha fatto finora il Cerignola. Sì, perché è proprio il prossimo avversario con cui giocherà il Catania e proprio il Cerignola ha giocato 5 partite con 3 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 9 gol fatti e 5 gol subiti. I marcatori sono Cuppone 3 gol, Salvemini 2 gol, Capomaggio 1 gol, Gagliano 1 gol. Non gioca nel Angelo. Cerignola, però. Cugino di ok. Gagliano. Cugino di Gagliano. Iallo 1 gol e Tascone sempre con 1 gol. Beh, Allora, Questo è il prossimo Cuppone avversario. non ci sarà mercoledì. Anche Martinelli e Ligi, che sono i due difensori più esperti, non ci saranno. Ieri ha perso una brutta partita perché ha sbagliato un rigore, il Cerignola contro il Potenza sullo 0-0, Salvemini si è fatto parare il tiro da Cucchietti e poi hanno perso su un retropassaggio di Dio sul quale Caturano è stato rapace, ha messo il pallone in rete. Però non è stato brillante come in altre circostanze il Cerignola, ma è anche normale, voglio dire, sono partiti a razzo, ci sta che possano accusare le battute d'arresto, speriamo che comincino a fare punti a domenica prossima. Che continui le Esattamente. battute al resto. va Speriamo bene, di sì. allora siamo alla fine, devo ringraziare intanto Giulia per Poi ci vediamo mercoledì. Certo, noi Con diretta stadio. Ci vediamo mercoledì perché c'è diretta stadio, ci ritroviamo giovedì sera con perché Corner. c'è corner, ci ritroviamo poi Giovedì ancora- alle 2:30. Questo con te ovviamente alle 2:30 per anteprima corner. Mercoledì Poi- ricordiamo c'è preview con Marco Carli, domenica torniamo con a diretta stadio, No, ti sei lunedì c'è di nuovo scordato corner. giovedì di corner. No, no, Giovedì abbiamo corner. detto, abbiamo detto Esatto. anteprima e corner, corner. tutte e due, abbiamo detto ok. tutte e due, è Esatto. distratto, Padre è un po' distratto oggi ultimamente. sì, oggi sì. Pensavo a di- Gianni May, speriamo di rivedere presto in studio con noi anche Ciccio Pannitteri. grazie, buonasera Grazie per essere Ciccio stato con saluta noi. di tutta la dirigenza del Paderno, Alfio Alfredo. Alfredino, ce lo saluti, il presidente. Ivan Mazzamuto. Sono davvero vicini al Catania e questa è una cosa bella perché è una realtà. Beh, c'è una nostra sorta di collaborazione sì, fra le altre cose tra il realtà Catania nostra e azzurra anche che il davvero Paterno.
piazza importante. Non devo, però non devo dimenticare che subito dopo c'è la telecronaca differita integrale di Giuliano Catania con Marco Carli. avete dei televisori da buttare, l'occasione. Marco Carli e Carlo Breve per il commento tecnico. Vabbè, ci dobbiamo fermare, siamo in ritardo. Grazie a voi tutti, una buona nottata. Non ci arrivo, facciamo un saluto. I cugini. Scusate. Ci sono i cugini. Dove andate? Dove andate? Ma perché tu vai sempre in giro? Tu te ne vai sempre in giro. No, scusa, non c'eri. Non ha avvento, non ha avvento. Stai lì. Dovete stare lì perché vi prendiamo in contropiede. Allora non vi muovete. Non ha avvento. Ragazzi, buonanotte anche a voi. Ci fermiamo qui. Alla prossima giovedì. Non è possibile. Non è possibile.